Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio parlarvi proprio di Bovis. Ritengo che sia importantissimo approfondire questo argomento e spiegare un po' un concetto che durante le consulenze è possibile che mi sentiate dire. Ho già spiegato in altri video, soprattutto quando abbiamo parlato del biometro per la rilevazione dell'energia, sia l'energia vibratoria delle persone, degli oggetti, dei luoghi, e dunque vi rimando alla visione del video che ho appunto rilasciato tempo fa. Eh, Oggi ci incentriamo invece sulla valutazione Bovis della persona. Dunque, per effettuare questa lettura, come sempre, è necessario avere il quadrante per la lettura dei Bovis, che vi mostro velocemente. Questo, spero che lo vediate bene. Comunque lo trovate gratuitamente sul sito ilcapitano.altervista.org. Vi lascerò poi il link nella descrizione del video, così che non abbiate problemi a reperirlo con facilità. Vi potrete dunque scaricare la vostra copia, stamparla e procedere con le misurazioni. Ovviamente potete anche automisurarvi. La lettura Bovis perché è così importante e che cos'è? È un sistema di rilevazione delle vibrazioni. E vibrazioni, ho detto, ogni luogo, ogni persona, ogni oggetto ha una vibrazione propria. Anche se ovviamente non è una cosa unica come può essere l'informazione vibratoria della singola persona, ma ci aiuta a catalogare e a comprendere più o meno alcune caratteristiche principali che accomunano determinati stati vibratori. Mi spiego meglio. Esistono tantissime persone, ma queste persone possono essere raggruppate, diciamo così, in sottocategorie diverse che appartengono appunto a fasce di vibrazione differenti. Abbiamo infatti una fascia media da cui oserei cominciare, proprio perché diciamo che rappresenta la normalità di una discreta, buona vibrazione energetica e che è compresa fra i 6.500, diciamo così, 6.000-6.500 e 7.500-8.000. Ecco, in questa fascia sono riconducibili persone dalla salute media, cioè un discreto stato di salute e anche da diciamo, uno sviluppo animico o comunque uno sviluppo di coscienza medio. Io porrò molto l'accento su questo aspetto perché al di là delle valutazioni di natura fisica e dunque legata alla salute, una delle cose che ci aiutano ad identificare questi Bovis è proprio la caratura animica della persona. So che può sembrare brutto dirlo, ma effettivamente esistono diverse tipologie di persone. Già gli gnostici suddividevano le persone in ilici, pneumatici e materialisti, cioè gli ilici erano in sostanza le persone collegate all'aspetto materiale, più centrate su quello che è tangibile, facilmente riconducibile a un qualcosa di appunto conteggiabile, computabile. Gli psichici, che è la fascia media, diciamo, che hanno già una percezione di un qualcosa, percepiscono che esiste un oltre,
non lo temono, ma è come se fossero tiepidi, non si lanciano, cioè hanno la percezione dell'oltre, ne sono affascinati, ne sono attratti, molti parleranno di energie, molti si interesseranno a questi argomenti, ma non si lasceranno mai veramente andare. In ogni modo saranno comunque già più aperti a discorsi di tipo energetico e spirituale all'interno di questa fascia. E poi abbiamo la fascia dei pneumatici, che non si tratta di una categoria Pirelli, ma di una caratura animica di personaggi, tipica di personaggi o di persone comunque aperte alla spiritualità, non solo come un qualcosa in cui vanno a curiosare, ma qualcosa che diventa il loro modo di vivere, di sentire e tutto è connesso con regni invisibili. Poi anche all'interno di ognuna di queste categorie esistono delle sfumature differenti che sono appunto comunque individuabili tramite la misurazione in bovis. Ma veniamo al perché è tanto importante guardare questo aspetto nelle persone. Primo perché ci distingue, ci dà già un'idea, un quadro generale della persona con cui ci andiamo a interfacciare e dunque ci dirà se è una persona aperta a determinati argomenti oppure se è centrata sulla materia, diciamo materiocentrico. Va detto appunto che la fascia vibratoria può andare dai 2000 bovis, perché al di sotto di questi veramente diciamo che sono persone sulla soglia di morte se non già decedute, ecco, la vibrazione va generalmente conteggiata dai 2000 bovis fino a quelli che ho detto appunto 6000-6500 bovis per la fascia dei materialisti. In questa fascia abbiamo determinati altri sottogruppi, sottocategorie e bisogna comprendere che più è basso il valore in termini di bovis e più siamo di fronte a persone che fanno fatica a staccarsi da una visione materialistica, dalla necessità di accumulare materia e, e anche da tutte quelle che sono le accezioni meno positive dell'essere umano. Troviamo grandi bugiardi, traditori, persone che hanno veramente grosse problematiche di interrelazione col prossimo, persone possibilmente di natura violenta, persone affette da vizi dai quali non riescono a liberarsi, eccetera. Ecco, esiste tutta questa folcloristica gamma di personaggi. Va detto comunque che questo è tanto più vero quanto più la persona comunque è in buono stato di salute. Cioè se non è generato da un problema di salute, questa vibrazione bovis ci certifica un certo tipo, un certo stampo di persona. Come ho detto, abbiamo questa fascia intermedia dove le persone che appartengono comunque a questa fascia sono medie in tutti i termini in cui si può definire media o medio qualcosa. Dunque non entro nel merito, nello specifico, anche perché questo spicchio, diciamo così, del grafico è più ristretto rispetto al resto del quadrante. Un'altra bella fetta è rappresentata dalle vibrazioni superiori, dagli 8000 in su, ma anche 9000, diciamo così. Lì ci troviamo di fronte a persone con un altissimo senso morale e con validi principi. Difficilmente
prenderanno in giro qualcuno, anche se è necessario ribadire che molte persone possono avere delle vibrazioni in termini di Bovis molto elevate anche grazie a un karma che ovviamente li sta premiando per qualcosa che è stato fatto nella vita precedente. Ricordiamoci che non siamo qua per vivere seduti sugli allori, siamo qua per continuare a guadagnarci la nostra scodella, siamo qui per continuare il percorso che abbiamo cominciato e che la nostra anima comunque ci chiede di approfondire e ci invita appunto ad andare al di là, sempre più in su, sempre più in alto. In questa scala di Bovis, che parte appunto dai 8-9 mila in su, abbiamo, come ho detto, queste persone connesse con regni superiori che hanno percezione, che hanno un altro senso della vita, non si appoggiano soltanto sulla materia, non fanno del benessere economico la loro stella polare, ma cercano sempre risposte dall'oltre. È facile appunto che oltre a cercare risposte si lancino appunto anche in un percorso diretto molto intenso. A questi livelli abbiamo persone, come ho detto, che ricercano, che sono curiose, che studiano, poi abbiamo una fetta superiore ancora che si aggira dai 12.000 in su, fino verso i 16.000 circa, dove già la persona riesce a modificare e a interfacciarsi anche con altre strutture energetiche, come quelle appunto del luogo nel quale vive o nei luoghi dove si trova. Da 16-17 mila in su abbiamo persone che hanno un forte potere magnetismo che gli permette appunto di agire nell'ambito della magia e dell'alta magia cerimoniale, cioè li spinge e li chiama appunto a lavorare in questa direzione. Ho dato molte informazioni, perciò tenetele in considerazione. Ricordo che i Bovis non sono fermi lì inchiodati, c'è chi parte alto e poi scende, c'è chi scende e sale, tanto fa il nostro obiettivo, quello su cui noi puntiamo. Ricordiamoci che è stato detto che i nostri tesori non siano che possano essere colpiti dalla tignola o dal tempo o da qualsiasi altra sventura, ma di fare il nostro tesoro nel regno dei cieli. Ricordiamoci che questo regno dei cieli è già fin dentro di noi, coltiviamo appunto questo che è importantissimo, coltiviamo la nostra connessione con l'oltre, torniamo a sentire la voce che da sempre ci guida e che ci spinge a migliorarci e a diventare ogni giorno la versione più alta e più bella di noi. Grazie per avermi ascoltato fino qui, spero di avervi dato degli spunti di riflessione, vi abbraccio come sempre e vi aspetto alla prossima condivisione. A presto dalla vostra Hildegarda.